Buongiorno, buongiorno Presidente Silvia Bolla della NEP SRL, azienda leader nei servizi del settore civile, azienda veneziana DOC ormai da molti anni nel mercato. La ringraziamo per la disponibilità manifestata e data nella concretezza dei fatti oggi a Veneto Welfare. Grazie ancora. Grazie a lei per l'invito, dottor Castellè. Allora, Presidente, noi le chiederemo alcune cosine sul tema del welfare. Lei sa, glielo anticipiamo poi ai nostri ascoltatori che ci seguono costantemente nelle varie percorsi digitali che stiamo facendo in questo periodo di piena pandemia, perché insomma è passato un anno, ma ancora gli effetti si sentono sulle spalle e sulle vite delle persone. Questo è un percorso che noi stiamo facendo negli itinerari del welfare in Veneto, in Italia, sentendo un po' coloro che vivono sulla propria pelle il tema del welfare con le aziende, con gli istituti di credito, con le associazioni, con le istituzioni del territorio, enti locali e i vari soggetti e attori. Quindi noi partiamo subito chiedendole come sta vivendo questo periodo storico, ma soprattutto sappiamo che la sua azienda non lascia indietro nessuno e quindi ha un forte rispetto per il tema del welfare all'interno della vostra realtà aziendale. Ma guardi, dottor Castellere, io credo che sempre più aziende stanno percorrendo strade innovative nel loro business, ma soprattutto nell'approccio che hanno nella responsabilità sociale nei confronti delle proprie risorse umane e nelle comunità in cui operano. Perché non c'è più quel discorso di conflittualità tra imprenditore e tra lavoratore. È necessario crescere insieme in azienda, che vuol dire crescere insieme anche nella comunità. La stessa Unione Europea nel Trattato di Roma ha fatto esplicito riferimento che si è costruita l'Unione Europea in questi 60 anni attraverso un livello di protezione sociale e di welfare. Perché noi facciamo welfare? Ma io penso che siamo partiti da delle motivazioni molteplici. Abbiamo valutato il fatto che siamo un paese che ha una forte denatalità e questo è un grosso problema. Ma non solo questo. Un terzo delle famiglie italiane è composto da un solo membro, il più delle volte è un membro anziano. E questi sono fattori che indeboliscono il lavoratore attivo. I nostri lavoratori hanno di questi problemi quando arrivano in azienda. E se lei pensi che la nostra è un'azienda di servizi che occupa per il 90% personale femminile e sappiamo che ancora ad oggi il personale femminile ha i carichi familiari in capo a loro. E molte volte le aziende fanno welfare anche senza saperlo. Cioè noi facciamo welfare perché abbiamo formalizzato un progetto, ma ci sono aziende che fanno welfare e non sanno di fare welfare. E noi lo facciamo perché abbiamo sempre pensato e abbiamo sempre messo la responsabilità sociale di impresa e quindi il welfare come parte fondamentale della nostra azienda. Siamo convinti che si lavora meglio dove si vive bene, dove si vive meglio. Da questa considerazione nasce la nostra attenzione, l'attenzione della nostra azienda al welfare. Siamo anche certificati Family Audit, che è uno strumento, è un marchio che ci qualifica come un'organizzazione attenta alla conciliazione vita-lavoro e che ci permette di fare alcune considerazioni. Prima fra tutti ci mette in rete con delle aziende che hanno la stessa nostra politica. Ci dà visibilità, una visibilità positiva nei confronti di clienti e di fornitori. E abbiamo misurato proprio con degli schemi, una riduzione del nostro turnover e del nostro assenteismo in quasi un 25%. Naturalmente tutti questi sono dati pre-Covid, lei parlava appunto del momento storico che stiamo vivendo. Dobbiamo partire anche da dei dati precedenti al Covid. I dati di ora hanno sfalsato completamente tutte queste misurazioni che avevamo fatto. Non possiamo Che cosa sta succedendo quindi ora nelle realtà delle famiglie, nell'impresa che lei vive con forti emozioni come gran parte, voglio dire, del nord-est e del nord Italia? Ma guardi, essendo stati noi un'azienda sempre aperta,
abbiamo dovuto imparare a convivere un po' con questo virus. La prima cosa che abbiamo fatto proprio con Regione Veneto, abbiamo fatto parte di quel progetto fase 2 per la riapertura delle attività produttive, che era un progetto tra Regione Veneto, Spisal e ASL. Questo progetto era sulla tutela dei lavoratori e della cittadinanza. Abbiamo fatto tamponi, abbiamo fatto visite mediche a tutti i lavoratori attivi, naturalmente non quelli in cassa integrazione, volontariamente, e con questa prima operazione abbiamo coperto il primo lockdown, perché ormai si va a lockdown alternati. E questo perché? Perché volontariamente abbiamo voluto fare questa operazione? Perché oltre che dipendenti di NEP, i nostri lavoratori sono anche mamme e papà e sono cittadini, per cui salvaguardare la loro salute è anche salvaguardare la salute di una comunità. Dopodiché questo nostro progetto anche di formazione e di informazione è stato recepito da Intesa San Paolo, che ci ha premiato con un programma di teleconsulto medico per tutta la nostra azienda dedicato per il Covid H24 7 su 7. Inoltre abbiamo stipulato un'assicurazione ad hoc per il coronavirus. Tutti questi sforzi aziendali devo dire che sono stati molto riconosciuti dai nostri dipendenti, che addirittura ci hanno detto che si sono sentiti più sicuri sul posto di lavoro che a casa. E questo la dice lunga sul fatto che le aziende sono state un punto di riferimento per i lavoratori e per la comunità. Praticamente noi facciamo parte di quel numero grandissimo di aziende che hanno messo la salute e la sicurezza dei loro lavoratori al primo posto, con tamponi, test sierologici, visite mediche, formazione e informazione sulle modalità di lavoro da adottare in tempo di Covid. E così mettendo i dipendenti, le famiglie, ma anche i clienti dove noi andavamo, facendo un progetto di mitigare la diffusione del contagio. Abbiamo quindi dimostrato che c'è la possibilità di reagire e di resistere alla crisi del Covid. Ancora una volta emerge dalle sue parole che l'imprenditoria veneta si è fatta carico di una responsabilità della comunità intera. Questo noi troviamo nei vari interviste che stiamo facendo questa sensazione, cioè la sensazione che l'imprenditore, che non è neanche più solo una sensazione, oggi è forte in realtà, pur caricandosi dei costi diretti, non lascia da solo non solo l'azienda, non lascia da sola non solo l'azienda, ma soprattutto tutta le proprie maestranze, i propri dipendenti e le loro famiglie, Cioè questo è un modello che ci ha caratterizzato negli anni e che mai come in questo periodo storico sembra emergere in modo naturale, direi, in modo molto naturale. Quindi lei ci ha fatto dei bellissimi esempi di come azienda, come state affrontando. Adesso noi le vorremmo chiedere anche però gli aiuti, di che cosa avete bisogno come impresa, che cosa state cercando, perché è una sfida non facile da sostenere. Guardi, le faccio solo un piccolo esempio. Come le dicevo, noi siamo certificati Family Audit, che è questo marchio che ci dà la qualifica di azienda welfare, attenti al welfare, e abbiamo creato anche una figura all'interno della nostra azienda che è un welfare manager, proprio dedicato all'attenzione al welfare. Ma facciamo parte del progetto Reflex, che è in ambito welfare avviato dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo ci permette di essere a un tavolo permanente, una sorta di comitato welfare che coordina, monitora e mette in rete le varie iniziative del territorio italiano e a monte, cioè potendo dare così delle indicazioni su quello che possono essere il welfare familiare presente e futuro. Ecco, questo è molto importante perché a volte chiediamo alle istituzioni tante cose, ma dobbiamo essere anche attori propositivi del dare delle indicazioni. E che cosa possiamo chiedere inoltre?
Fare welfare a volte basta individuare bene dei progetti, a volte non servono grandi risorse, a volte invece sì. E quindi da qui bisogna avere un dialogo con le istituzioni. Ci sono troppi ostacoli, troppa burocrazia, le soluzioni fino a qui adottate non hanno soddisfatto, bonus spesi male, semplificazioni promesse che non sono arrivate. Ora adesso speriamo in un cambio di passo, però le aziende hanno bisogno di poche cose ma chiare. Bisogna rivedere i contratti di lavoro, assolutamente. Bisogna puntare sullo sviluppo e non sull'assistenzialismo, fare rete tra le imprese piccole, perché così possono avere la flessibilità dei piccoli ma la potenzialità delle grandi, la giustizia più veloce, le solite cose, un fisco più snello. In poche parole bisogna essere veloci. Noi abbiamo come aziende tagliato tutti i costi superflui, ora però i problemi nascono dalla porta del nostro ufficio, dal cancello del nostro capannone in poi. La vera sfida di domani, ma vorrei che fosse la sfida di oggi, è quella di accelerare in un processo di integrazione delle prestazioni del welfare pubblico con quelle del welfare privato e offrire soluzioni innovative per i bisogni nuovi e delle famiglie. Cioè, in una società come quella italiana, in cui quasi 5 milioni tra aziende di industria e servizi, l'80% dei lavoratori italiani, per cui il 95% ha meno di 10 dipendenti, è difficile pensare a fare welfare singolarmente. Quindi sarebbe opportuno riuscire a mettere questo welfare in rete e farlo dialogare con il welfare pubblico. Allora sì, potremmo creare veramente dei benefici per le aziende, i dipendenti e le comunità, il territorio. Io parlo di welfare di territorio, che secondo me è la soluzione più interessante, perché sennò potrebbero diventare tutte operazioni anche molto dispersive. Perché io credo che dovremmo arrivare a dei temi in cui non si parla più di lavoro a fronte di salario, ma di lavoro a fronte di qualità del lavoro. Quello che lei ancora una volta fa emergere è un segnale molto chiave, su questo noi lo ringraziamo, perché il percorso che l'unità operativa Veneto Welfare con Veneto Lavoro, Regione Veneto, sta cercando di stimolare e di portare avanti, cioè iniziamo a ragionare non più con una logica di bilateralità, cioè imprese e rappresentanti dei lavoratori, ma è una logica di trilateralità, cioè la comunità, il territorio, l'ente pubblico, le famiglie non sono entità astratte fuori da un processo produttivo, ancor meno fuori da un processo sociale, devono essere visti integrati. Mai come in questo periodo storico ciò emerge, cioè le difficoltà ci portano, come giustamente voi lo state facendo nella vostra azienda, ad affrontare temi che non possono più essere visti singolarmente. In questo le chiediamo, e poi sappiamo che gli impegni sono moltissimi, quindi le chiediamo, secondo lei, che cosa si sente di consigliare, orientare a chi sta affrontando questa pandemia come lei facendo impresa? Perché lei più volte ha sottolineato il ruolo della rappresentanza delle associazioni, ricoprendo anche lei, avendo ricoprendo ruoli di spicco nelle associazioni di categoria. Che cosa consiglio alle imprese? Sì. Beh, assolutamente di non chiudersi in se stesse, ma di partecipare, perché devono assolutamente sentirsi parte di qualcosa. Da soli non si va da nessuna parte, assolutamente. E dialogare con le associazioni, dialogare con le altre imprese, sentirsi parte di un insieme. L'azienda da sola è come una persona da sola, non si crea, non si costruisce niente. Allora, in questo momento particolare, l'azienda deve essere parte di una cosa, un tassello di un puzzle più ampio. E allora i risultati poi devono essere condivisi da tutti, le difficoltà divise tra tutti. E allora sì, si può arrivare poi a portare a casa dei risultati importanti. L'individualismo in questo momento, come in un'azienda,
in un'azienda se non si fa squadra, l'individualismo non porta a nulla. Io credo in questo, che il lavoro di squadra, il lavoro e l'associazione di categoria può mettere in squadra le aziende, in filiera, in rete le aziende. Questo è, come dicevo prima, restare anche piccoli ma in un mondo di grandi, cioè se si sta insieme. Grazie Silvia Bolla, grazie ancora per la disponibilità e ai nostri, chi ti sta seguendo, ai nostri spettatori e a coloro che sono interessati ai temi welfare, rinviamo alla prossima occasione, alla prossima intervista di approfondimento. Grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci.